Ben ritrovati dalla redazione. Monfalcone, l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco ha risuonato in pieno giorno, avvertita da diverse persone nell'area della Marcigliana. La particolare, non certo passata inosservata circostanza, ha suscitato interrogativi e tantam sui social, diventando argomento di discussione online. L'episodio resta però al momento avvolto nel mistero. L'unica certezza è che poco dopo gli spari è scattato l'arresto di un uomo avvenuto sotto gli occhi di quanti si trovavano nella zona. Una proposta di accordo di programma con lo Stato da complessivi 220,5 milioni di euro per la sanità del Friuli Venezia Giulia conferma l'impegno della Regione per la prosecuzione della riqualificazione di Cattinara e della realizzazione della nuova sede del Bullo a Trieste. Per le due strutture triestine sono a disposizione finanziamenti per 80,8 milioni, la somma dei fondi statali 56,9 milioni e del cofinanziamento regionale 23,8 milioni. La rete ferroviaria capillare che consente il trasferimento delle merci dalla nave al treno fino in Europa continentale e la diversificazione delle attività sono i due fattori che mantengono competitivo il porto di Trieste anche in questa fase di forte incertezza geopolitica, fase che tuttavia nell'instabilità dovuta alla quasi chiusura del canale di Suez sta trovando un suo equilibrio. Così, dopo una brusca battuta di arresto nel traffico container registrata nei primi mesi del 2024, già da maggio si manifestano i primi segnali di una ripresa. Centro città chiuso al transito delle auto a grado Gorizia in vista del pienone di Ferragosto. La decisione è stata assunta in via sperimentale dal comune balneare per garantire la sicurezza di cittadini e ospiti nelle giornate per le quali si prevede un maggiore afflusso turistico. Il centro resterà quindi chiuso, come prevede l'ordinanza del comando di polizia locale, domenica 11 agosto oggi e giovedì 15 dalle 9 alle 13. Un calcio di rigore, siamo allo sport, trasformato da Anastasia nei minuti di recupero del secondo tempo, manda a casa la triestina di Santoni che esce al primo turno di Coppa Italia. La partita in sé aveva offerto alcuni spunti interessanti, ma si tratta comunque sempre di calcio d'agosto. Uno sguardo alle previsioni per la giornata: cielo in prevalenza sereno con qualche nube pomeridiana sui monti, caldo con temperature in ulteriore aumento, venti a regime di brezza che tenderà ad attenuare il caldo di pomeriggio sulla costa. Temperature massime in pianura fra 34 e 37 gradi, sulla costa fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.